facciamo un gesto che veniva fatto più di 700 anni fa, quindi per me è molto importante, fa vedere che c'erano comunità vive che si incontravano tutti gli anni fra di loro. Ciao ragazzi, benvenuti a Rozzo, sull'altopiano dei 7 comuni. Oggi è il 20 luglio ed è il giorno in cui le comunità cimbre di Recoaro Terme e di Rozzo si uniscono idealmente nel nome di Santa Margherita, la martire fanciulla vissuta nel III secolo d.C. e che si vuole protettrice dei nasciture delle partorienti, ed è una santa a cui i cimbri sono molto devoti. Il corteo che avete visto è partito questa mattina dal centro di Rozzo e aveva come meta proprio questa destinazione, la chiesetta di Santa Margherita. Pensate, il primo edificio di culto cristiano costruito nell'altopiano dei 7 comuni. Qui oggi i cimbri di Recoaro hanno portato il grande cero votivo dedicato alla santa, ed è proprio attorno a questo cero che si sviluppa tutta la storia, tutta questa tradizione che, pensate, è iniziata circa 650 anni fa. Poi è caduta nell'oblio fino a che nel 2017 il gruppo cimbro di Recoaro Terme ha deciso di rispolverarla e di ripristinarla e di farla tornare a vivere. Quindi ha ricominciato a creare il cero stesso, lo fanno proprio loro con la cera degli apicoltori di Recoaro e poi lo portano fino a quassù. Ma sapete come? In pellegrinaggio, a piedi, con una camminata di ben 40 chilometri. Ma ci arriviamo tra poco. Torniamo ora in Contrada Storti, a Recoaro. Andiamo alle origini di questa edizione del pellegrinaggio, perché sono andato a vedere quando il cero viene materialmente costruito. Poi torniamo qui e continuiamo con la nostra storia. Da dove arriva questa cera? Questa cera arriva da un apicoltore di Recoaro, perché noi ci teniamo in maniera molto particolare a valorizzare il territorio e quindi portare avanti i prodotti che il nostro territorio ci restituisce. E che cosa diventerà? Diventerà il cero che porteremo in pellegrinaggio il 19 di luglio alla chiesa di Santa Margherita di Rozzo. Questa è una tradizione antica? È una tradizione molto antica, è una tradizione di origini cimbre. Il documento che ricorda questa tradizione risale al 1272. Tecnicamente, come si usa questa cera? La cera la teniamo custodita in un posto asciutto, e la prendiamo, la portiamo qua in casara ai storti, la spezzettiamo in tanti pezzettini più piccoli e la mettiamo in una pentola a cuocere, a sciogliersi. Dopodiché, dopo circa un'oretta, quando è bella sciolta, la lasciamo raffreddare un attimo e viene colata con un mescolo in uno stampo che abbiamo creato appositamente. Un cero che peserà quanto? Il cero per tradizione deve pesare 7 libre, che corrispondono a circa 3 kg e mezzo più o meno. È vero che è una tradizione riscoperta? Sì, perché dopo quel documento lì non se ne è più sentito parlare di questa tradizione e noi del gruppo Cimbro Recoaro abbiamo ben pensato di ripristinarla e dal 2017 abbiamo cominciato a portare il cero nuovamente a Rozzo. A piedi. A piedi. Perché avete voluto riscoprirla? Perché la nostra missione è quella di riscoprire le nostre origini, riscoprire da dove noi siamo partiti e ci tenevamo in maniera molto particolare ricreare quel legame che c'era con la comunità cimbra dell'altopiano dei 7 comuni. È un modo per portare avanti un'identità, allora? Sicuramente è il modo migliore per portare avanti la nostra identità cimbra e legare con tutte le identità cimbre del territorio vicentino e recoarese. A testimonianza della devozione a Santa Margherita, qui nel territorio cimbro ci sono diverse chiese intitolate alla santa: Rovegliana, zona Recoaro, poi Posina, Rosso stessa e diverse altre ancora. E il cero, prima di arrivare qui, ha fatto una sorta di pre-pellegrinaggio fermandosi in alcune di queste chiese. Quindi è come se fosse partito prima del vero e proprio pellegrinaggio che è stato fatto ieri, il venerdì, 40 chilometri, tutti a piedi.
E per chi conosce il territorio sa che cosa vuol dire partire da Recoaro, scavallare il Tretto e poi scendere giù a Velodastico, poi risalire da Pedescala per arrivare fino qui a Rozzo. Ci vuole fede e anche fiato. Come vivete la riscoperta di questa tradizione? Benissimo, ma soprattutto è un episodio che va a collocarsi all'interno di una rivisitazione, di una riemersione del mondo cimbro. Questa occasione formidabile che ci offre Recoaro, gli amici di Recoaro, è veramente importante perché non è folklore, è storicamente appurato, testimoniato che c'è questa relazione data da che cosa? Dal fatto che questa chiesa madre allora ha dato un cappellano a quest'altra comunità cimbra. Quindi vedete come questo corridoio cimbro è legato nella storia da rapporti fino alla condivisione di una chiesa, una cosa molto importante per una comunità. C'è ancora questo senso di comunità che si uniscono? Io vedo che c'è crescita, c'è interesse e di anno in anno, lo dimostra anche l'episodio di oggi, stiamo crescendo. Qual è il valore identitario della cultura cimbra? Allora, sappiamo che ogni territorio si deve necessariamente, per dirsi tale, interrogare da dove si viene, che cosa si rappresenta oggi e soprattutto, per chi si occupa un po' anche di comunicazione, come vogliamo essere percepiti nel prossimo futuro. E capisci bene che all'interno di questa dinamica stiamo parlando di un elemento, diciamo di una dorsale di valori che è formidabile. Noi viviamo in un parco di cultura cimbra. Noi tutti i giorni, io esco alle 6:30 a camminare al mattino, ci troviamo in un parco di toponomastica, quindi di micro storia ancora viva nei nomi. Capirete bene che questo però deve essere comunicato. Ora il progetto che abbiamo seguito dal 2017 vuole far riemergere i nomi con la tabellazione e la messa in rete di questi luoghi. Recoaro Terme quindi ha curato la creazione del cero e l'organizzazione del pellegrinaggio, mentre Rozzo ha gestito la funzione sacra e l'accoglienza. Tutto questo ha un richiamo all'antico, ovviamente calato nel contesto di oggi, ma sempre con quell'alea inossidabile di fascino che io personalmente leggo nel valore di queste manifestazioni, un valore culturale e spirituale, ma anche nell'entusiasmo che queste persone ci mettono nell'evocare le proprie radici, nel rispolverarla attraverso il ricordo e la rievocazione delle tradizioni, indipendentemente, credo, anche dal fatto che uno sia credente o meno. Sta di fatto, ma questo è un pensiero mio, che secondo me, quando un popolo celebra le proprie radici e le proprie storie, è come se lanciasse un messaggio ereditato dagli avi, dall'antichità. E che cosa dice questo messaggio? Che senza un suo popolo, con la sua cultura, con le sue tradizioni, una terra scompare, o quantomeno snatura ciò che l'ha permeata per arrivare fino a quel momento. E speriamo che non succeda mai. Perché è importante che sopravviva la cultura cimbra? Il declino di una comunità dove comincia? Dal disconoscimento dei nomi, perché dietro i nomi ci sono i valori. Se noi perdiamo il senso del valore, perdiamo il senso della nostra identità. È importante il cimbro per la nostra identità perché è una piattaforma comune di valori. Io credo che questa sia una dimensione. Quella cimbra è una dimensione del vivere quotidiano. C'è più senso del limite, c'è più rispetto per il territorio. Perché? Perché ci sono state generazioni che hanno, come dire, sulla propria pelle lavorato tantissimo e costruito, insisto, il paesaggio che ci circonda è formato da disboscamenti, da terrazzamenti. Cioè, no, è una cosa straordinaria. Tutta la piana che vediamo, scusate, l'ondulazione con l'ossario in centro che vediamo ad Asiago, per esempio, no? Tra Asiago e Gallio. Ma stiamo parlando di Silva Magna, quindi parliamo di una foresta che è stata restituita in termini di raut, quindi di ronco, quindi di pascolo, quindi vuol dire che c'è una economia che è collettiva, è una gestione del territorio che è collettivo. Questa è la base per le comunità.
Che cosa trasmette, secondo te, un'esperienza di questo genere? Un'esperienza di questo genere trasmette fatica perché sono 40 km di percorso e unità tra le persone che camminano assieme, si crea uno spirito quasi di magia, anche di solidarietà, perché comunque lungo il percorso ci si aspetta e soprattutto ci si scambia tante opinioni, parole, crea uno spirito unico che lo consiglio soprattutto ai giovani.